Le ciliegie sono uno dei frutti più amati di questa stagione. Si sa, una ciliegia tira l'altra, ma anche i più attenti alla linea possono stare tranquilli, perché hanno pochissime calorie. 100 grammi di ciliegie fresche forniscono al nostro organismo circa 40 calorie, quanto una mela. Quali sono i benefici di una bella scorpacciata di ciliegie? Beh, sono un frutto ricco di vitamine, contengono vitamina A, vitamina C e vitamine del gruppo B. Sono una fonte di sali minerali come ferro, calcio, magnesio, potassio e zolfo. Pochi sanno che favoriscono il sonno perché contengono melatonina naturale. Le ciliegie sono anche una fonte di antiossidanti che aiutano il nostro organismo a contrastare l'invecchiamento provocato dai radicali liberi. Gli antiossidanti principali contenuti nelle ciliegie prendono il nome di antocianine. Le ciliegie hanno anche importanti proprietà depurative ed energetiche, aiutano a depurare il fegato e a regolare la sua attività. Il loro contenuto equilibrato di sali minerali e vitamine aiuta a ricaricare l'organismo di energia e di sostanze nutritive. Il loro consumo è particolarmente indicato in caso di stress e spossatezza. Ora che sono di stagione, mangiare ciliegie al mattino potrebbe diventare una buona abitudine per iniziare al meglio la giornata. Secondo gli studi più recenti, le ciliegie sono un alimento particolarmente adatto per chi pratica sport. Il succo di ciliegia è una bevanda energetica, utile per mantenere il cuore in salute, soprattutto grazie alla ricchezza di antiossidanti. Infine, in quanto fonte di potassio, le ciliegie aiutano ad abbassare la pressione del sangue, contribuendo a bilanciare l'eccesso di sodio nell'organismo. In Veneto è cominciata la raccolta delle ciliegie tardive, sulle quali si punta molto, sperando in un recupero della produzione, che a causa del maltempo finora non è stata particolarmente abbondante. Secondo Oppo Veneto, la produzione veneta si dovrebbe comunque attestare sui livelli dello scorso anno, poco meno di 11.000 tonnellate. Sulle colline vicentine attorno a Marostica è stimata sulle 1.000 tonnellate. Di queste un decimo circa è commercializzato con il marchio europeo IGP.